Oggi a Carbonera mister Piovanelli ha incontrato i potenziali calciatori del Nuovo Treviso, un gruppetto di tifosi a sostenere la squadra. Ed eccoci di nuovo in studio, ben ritrovati. Parliamo del Treviso Calcio perché oggi pomeriggio a Carbonera, allo stadio comunale, c'è stato uno stage con 22 giocatori, 22 i convocati ma 18 si sono presentati, e il compito difficile per mister Piovanelli di selezionare quelli che diventeranno giocatori facenti parte della rosa del Treviso. Non c'è tempo da perdere perché il Treviso, lo sapete, si è ufficialmente iscritto con un po' di ritardo, per cui la rosa dovrà essere pronta e scelta entro il prossimo 8 settembre. C'è naturalmente il mister Piovanelli e poi c'erano anche una quarantina di tifosi, ma sentiamo. Eccoli i 18 giocatori dei 22 convocati da mister Piovanelli a entrare in campo dopo l'incontro in privato nello spogliatoio dello stadio di Carbonera. Il Treviso fino all'8 agosto ha rischiato di non venire nemmeno iscritto nella federazione e ad oggi, con l'iscrizione in promozione, si trova in netto ritardo rispetto alle altre squadre, dato che il campionato inizia l'8 settembre. La società è nata l'8 di agosto, immaginarsi, per cui 10 giorni fa, feste comprese, insomma, no? Per cui stiamo correndo in maniera più veloce, non è proprio possibile. Di conseguenza anche mister Piovanelli avrà poco tempo a disposizione per le selezioni fra i giocatori che avranno l'intenzione di presentarsi in tempo alla società biancoceleste. Questi allenamenti serviranno sicuramente per vedere il materiale a disposizione, per conoscere nuovi giocatori, per fare, una brutta parola, ma selezioni. Ottimo conoscitore del campionato della promozione, Piovanelli è stato un ex giocatore biancoceleste e da mister ha lavorato a Fontana Fredda, Godega, Codogné, Oderzo con promozione in eccellenza, 2 anni a Vittorio Veneto, Prato di Pordenone e Mansuè. Ha battuto la concorrenza di Lenisa e Realini e per il Treviso ha un desiderio. Io voglio una squadra viva, una squadra che corre, che lotta e che non si dà mai per vinta, che riesce a imporre il proprio gioco, se ci riusciremo, se avremo anche le qualità per farlo. È una squadra non attendista, ma che insomma va a attaccare anche gli avversari. Al nostro microfono, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, ha detto che è ancora prematuro parlarne, ma le possibilità saranno ottime con l'impegno da parte dei ragazzi. L'ottimismo non manca e la squadra dovrà essere pronta a lottare fin da oggi se vorrà ottenere risultati. Per giocare, anche se la promozione dicono che è una categoria bassa, ma trovi anche squadre preparate, organizzate anche in queste categorie qua, quindi sì, dovremo lavorare tanto, insomma, per permettersi 3 attaccanti davanti. L'obiettivo per il tecnico fiorentino ed ex giocatore del Treviso è molto chiaro. È di divertire, di fare il meglio possibile, di raggiungere, insomma, posizioni che il Treviso, insomma, merita. E per ultimo il mister rivolge un pensiero ai tifosi con una speranza. Di vedere anche le famiglie, di creare un gruppo nello spogliatoio, ma anche sugli spalti, di creare un luogo di incontro, di festa, di amicizia, come deve essere lo sport in queste categorie qua.